Da questa incantevole e oserei dire melodica rotonda sul mare di Avola ha inizio la 105esima edizione del Giro d'Italia. La Polizia di Stato anche quest'anno scorterà tutti i ciclisti per 3.034 km, attraversando 38 province con un piccolo sconfinamento in Slovenia. Il comandante della scorta, come un vero e proprio direttore d'orchestra, coordinerà tutto questo dispositivo complesso. Ed eccole le 40 moto che quest'anno accompagneranno il Giro d'Italia Professionisti 2022, ma anche il Giro d'Italia delle biciclette elettriche, il Giro E, una novità degli ultimi anni. Il Giro è anche educazione stradale. Ogni mattina nel nostro pullman azzurro incontriamo i bambini di tantissime scuole d'Italia che nel corso dell'anno sono stati coinvolti nel progetto Bici Scuola. Ma non vedo il comandante della scorta. Eccomi Amelio, stiamo arrivando, pronti a dare il via a questo 105esimo Giro d'Italia e scorteremo per la 75esima volta. Ci vediamo a Verona!